L'abbiamo sentito l'altro giorno, Paolo Mischiatti, che è un cittadino cubano italiano, però è fondamentalmente un grande polesano perché è di taglio di Po. E ci ha chiamato perché hai detto che ci sono delle novità per quanto riguarda la situazione Covid a Cuba. Ecco, una cosa molto che non si sa è che Cuba ha attualmente in mano 4 vaccini, 5, che uno è il Soverano Plus, il secondo è il Soverano 02, il Soverano 01, Abdala e Manvisa. Il Manvisa è ancora in fase 1, l'Abdala è in fase 3, mentre la Soverana Plus è in fase 2, così come lo 01 e la 01 sono in fase 3. Che cosa hanno di differenza tra una e l'altra? Cioè, chi è in fase 3 praticamente è quasi nella fase terminale, o meglio nella fase di iniezione, e hanno passato tutti gli ostacoli e le difficoltà e soprattutto il saggio clinico, quello che chiamano il saggio clinico, per essere iniettato e presentato alla popolazione. Cuba decide di inserire nel corpo questo antitodo, a tutti i pazienti, tutte le persone che vanno dai 18 agli 85 anni, e il Soverano Plus addirittura viene iniettato, viene messo nel corpo anche con pazienti, ed è l'unico in tutto il mondo, con pazienti afflitti dal Covid. Quindi è l'unico in tutto il mondo che si utilizza questo vaccino per combattere la pandemia.